Piero Garbellotto è andato, non dico tutto bene, ma benissimo, un commento su questa serata, su queste soddisfazioni sportive. Ma direi che è stato tutto magnifico. Come Antonio Carraro Prosecco Doc abbiamo vinto la Manite, come viene chiamata, 5 titoli su 5 disponibili, primo club d'Italia ad arrivare a un risultato del genere nella pallavolo femminile, e con 29 trofei siamo la squadra con più titoli. Abbiamo qualche champion in meno della mitica Fova Pedretti di Bergamo, però è assolutamente un risultato storico. Credo che nel nostro piccolo abbiamo scritto una pagina di storia. Poi vedere questo entusiasmo ci dà tanta benzina per andare avanti. Anche oggi centinaia e centinaia di persone qui in Piazza Cima a festeggiare le nostre ragazze, le hanno aspettato nonostante la pioggia, nonostante tutto, quindi veramente un'emozione indescrivibile. Lei infatti prima ha avuto delle parole di riguardo per i tifosi che stiamo anche sentendo in sottofondo. Quante presenze avete avuto finora? Con 111.000 presenze al Palaverde siamo la squadra d'Europa con più pubblico nella pallavolo femminile, quindi un altro record che si aggiunge al nostro palmarès, ed è quello forse a cui teniamo di più, perché questo affetto veramente è una grandissima benzina per andare avanti. Per la prossima stagione avete magari occhiato qualche giocatrice di qualche altra squadra da far entrare nella famiglia Imoco? Beh, adesso festeggiamo Prosecco Doc e poi Pietro Maschio penserà al mercato.